Chiara, tu hai 25 anni e hai deciso di intraprendere un'esperienza, con il Kuam che ti porterà dove? In Tanzania, in particolare a Dar es Salaam e poi a Tosamaganga. 25 anni, originaria di Bassano, una laurea in filosofia in tasca, Chiara Bordignon è una dei 9 giovani che trascorreranno un anno di servizio civile universale in Africa con il QAM tra Etiopia, Mozambico, Angola, Sierra Leone e appunto Tanzania. Il volto sorridente, Chiara Bordignon spiega così la sua scelta. Ho fatto questa scelta un po' per mettermi alla prova, un po' per capire anche quale potrebbe essere una direzione da prendere poi nel mio futuro professionale e il servizio civile è un po' capitato, e quindi abbiamo un po' colto al balzo questa palla. La scelta del QAM è una scelta di familiarità e di prossimità. Tanti volontari dell'ONG Medici con l'Africa a Bassano, a Padova la sua residenza è vicina a quella di via San Francesco del QAM. L'Africa nel cuore del QAM, il QAM nel cuore dell'Africa, dove l'ONG opera in 8 paesi tra i più poveri al mondo. In Tanzania, in particolare, il QAM è presente dal 1968 con 100 operatori impegnati a dare supporto a 40 strutture sanitarie dalla parte delle mamme e dei bambini per combattere la malnutrizione, l'HIV, la malaria, un'esperienza da cui Chiara si aspetta molto. Mi aspetto di stravolgere tutte le mie aspettative, nel senso che penso sia molto difficile immaginarsi qualcosa di così distante, di così diverso da quello a cui siamo abituati. Quindi spero che ci sia un po' uno sconvolgimento, spero e mi aspetto di imparare tante cose, di poter mettere in gioco anche delle capacità o delle competenze che magari qui è più difficile tirare fuori, e niente, di imparare qualcosa degli altri e di me.